Cari amici, benvenuti alla seconda puntata di Cultura in Centro. Ancora con noi l'ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto buio Femochiaro. Benvenuto Ciao assessore. persone, ciao. Parliamo di scuola. Esatto. Lei come andava a scuola? Oddio, non ero proprio una cima. Vabbè. Pensi che ero talmente in difficoltà che a me insegnante del sostegno e dall'insegnante del sostegno per farti capire come Sì. Comunque tra pochissimi giorni sarà ormai estate, Esatto. finiranno le scuole. Bravissimo. Che tipo di attività avete pensato per i giovani? Senz'altro. Allora, anzitutto va detto che molti dilemmi di tante famiglie consistono in un dubbio. Quale? Cosa faccio con i piccoli sta? In dove li butto essi? No. Che a volte non potevo stare fermo. No, scusi, detta così è bruttissimo. Cioè, Esatto. pensa che sembra che i bambini siano un problema. Allora no? vedo che è d'accordo con me, esattamente. No, non sono allora, d'accordo. noi siamo intervenuti come comune per andare Sì. incontro alle famiglie. Abbiamo distinto le proposte in base anche alle fasce di popolazione. Sì. no? Tipo? Ricchi e poveri. Vabbè, insomma, sempre con questa cosa. Comunque, come le avete distinte queste attività? Allora, per i putelli ricchi, salutiamo anche tutte le loro famiglie che ci seguono da casa, abbiamo una proposta interessantissima, un viaggio studio per imparare l'inglese, un po' come quei corsi universitari. per tipo esempio. l'Erasmus. Bravissima, sì, che non bravissimo. potevo mandarli all'estero, i mandiamo qua su una isola attaccata a Venezia. Come si chiama il progetto? Sant'Erasmus stiamo. Sant'Erasmus, sì. Ecco. Mentre per i putelli poveri, Sì. che non salutiamo, Ma come no? a loro- Salutiamoli. Esatto. E per loro abbiamo previsto un'altra iniziativa. Ah, che iniziativa è? I vieni in comune, Sì? stamattina mandiamo al centro anziani, Ah. si fa un fiatino in compagnia, dopo così un mezzogiorno e mezzo, un botto e torna a casa. Vabbè, guardi, non è una brutta attività, perché tra Fare. l'altro, cioè così c'è uno scambio anche tra generazioni, no? Di Esatto, informazioni, immagino. Bravissimo, proprio questo è lo scopo del nostro progetto. I putelli insegnano agli anziani la tecnologia, Sì. mentre gli anziani insegnano ai putelli a, non so, a stare dietro l'orto, per Ah, esempio, che a bello, che sappare. bello. Come si chiama questo progetto? Si chiama Whatsappando. Whatsappando, sì. Io rido per la WhatsApp, sempre anche Whatsappando. Sì, lasci stare. Va bene, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Cultura in Centro. Esatto. Voi che state ancora studiando, pochi giorni e poi vi godrete una splendida estate. Se siete ricchi, se no dipende anche da Non è sì, lasci stare. Sì. Ascolta, ti conto una barzelletta, mi Dica. dice una barzellettina. Sì. Sai perché tanti giovani non si promossi? No, Perché si bocciati. Bocciati, no, seria bambini si bocce. sì. Ma disprezzativo seria Sì, bocciato. sì, abbiamo capito, assessore, abbiamo Bocciassa anche. Per se io bocciassa non faceva ridere. Se bocciati. Bocciati. Bocciati, sì. Via.